Come abbiamo avuto modo di anticipare nei giorni scorsi, l'Acregas finalmente ha ufficializzato il nome del nuovo tecnico per la prossima stagione di eccellenza. Si tratta del palermitano Pippo Romano, vecchia conoscenza del calcio siciliano, prima come allenatore e poi come tecnico di numerose squadre come Licata, Noto, Gela, Scordia, Favara, Aciriale e ultimamente 2 anni a Canicattì. Nel contempo si è provveduto anche all'iscrizione nel prossimo campionato di eccellenza. Fatti questi primi passi, la presidente Sonia Giordano, dopo aver riorganizzato l'assetto societario e in attesa di distribuire e ufficializzare le cariche e ruoli per la stagione 2021-2022, ha lasciato momentaneamente Agrigento per proseguire la riabilitazione dopo l'incidente al piede e per un breve periodo di riposo in famiglia. Il suo rientro ad Agrigento è previsto per i primi giorni d'agosto, solamente quando le sue condizioni fisiche le consentiranno di camminare e spostarsi senza l'uso delle stampelle, così da poter incontrare i giornalisti nel corso di una conferenza stampa per illustrare il nuovo progetto sportivo dell'Agregas e presentare anche il nuovo tecnico Pippo Romano e magari i primi calciatori riconfermati ed altri in arrivo.